Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Giovedì 23 maggio a Milano le scuole cittadine e tutti i servizi educativi pubblici e privati, compresi gli asili nido, anticiperanno la chiusura alle 12 in previsione del passaggio sul territorio comunale della 18ª tappa del Giro d'Italia, lo stabilisce un'ordinanza comunale. Provenienti da Martellago, i corridori percorreranno via Miranese, via Vittoria, piazzale Garibaldi, attraverseranno piazza Martini e via 20 settembre, per poi proseguire la corsa in via Porara, viale Venezia, via Scaltenigo e via Ballò. Queste vie saranno chiuse dalle ore 13 alle 17:30 per garantire la sicurezza dei concorrenti e della circolazione stradale. Cambiamo argomento. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica di aggiornamento valido fino alle 14 di venerdì 17 maggio. Le previsioni meteo di ARPAV indicano probabili forti rovesci, anche ripetuti, e qualche temporale intenso, specie sulla pianura nella seconda parte della giornata di oggi. Domani, dopo una temporanea attenuazione e diradamento delle precipitazioni, nella mattinata, salvo locali fenomeni più significativi sulla pianura orientale, nella seconda parte della giornata, probabile ripresa dell'instabilità fino a tempo perturbato con precipitazioni diffuse con rovesci e temporali. Voltiamo pagina. Parco San Giuliano il 21 giugno è pronto a ospitare 105 Summer Festival, un importante progetto musicale che vedrà protagonista dell'estate 2024 quattro grandi appuntamenti di musica dal vivo in tutta Italia. Ripartirà il 14 giugno da Baia Domizia per chiudersi il 5 luglio a Massa, Tampè intermedie, come detto Venezia, e Genova il 28 giugno. Tanti gli artisti che compongono il cast e che si alterneranno nelle 4 serate. La line-up dei 4 concerti, infatti, è formata dagli artisti protagonisti delle classifiche rappresentativi dell'intera scena musicale italiana. Il cast presente al Parco San Giuliano e le modalità di prenotazione saranno svelate nelle prossime settimane. E ora passiamo allo sport con il basket. La Lega Basket ha ufficializzato i vincitori della LBA Awards 2024, dedicati ai protagonisti della regular season della Serie A. Region Tucker dell'Umana Reyer Venezia si è classificato al secondo posto nella corsa per l'MVP del campionato 2023-2024, piazzandosi dietro al solo Marco Bellinelli, eletto Most Valuable Player. The Flight, così è soprannominato, ha raccolto l'11,4% delle preferenze totali, risultando tuttavia il più votato da colleghi, allenatori e dirigenti dei 16 club. Tucker è stato inoltre inserito nel Dream Team of the Year. Davide Casarin è arrivato secondo nel Best Under 22 of the Year, IBSA, la speciale classifica che premia i migliori giovani talenti della Serie A. E chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.